Intesa fa i suoi affari, non ha scritto uno statuto che deve fare beneficenza e piuttosto concentriamoci sul governo e vorremmo anche capire cosa è accaduto in una settimana. Se una settimana fa bastava il 1,2 miliardi per la ricapitalizzazione precauzionale, le banche restavano nel territorio, oggi si capisce che qualcosa è cambiato. Vorremmo ad esempio sapere quali sono i veri numeri, che ci dicano se queste due banche erano magari agonizzanti da mesi e nessuno aveva il coraggio di dirlo, oppure se questa agonia è comparsa da una settimana a questa parte. Ad oggi queste informazioni non ci sono. Io so solo una cosa, che se avessero proposto a noi queste condizioni come finanziaria regionale, magari qualche mese fa o qualche anno fa, visto considerato che il tema si affronta ormai da parecchi mesi se non da anni, magari anche la finanziaria regionale assieme al territorio avrebbe potuto trovare una soluzione. Sempre col senno di poi, però ripeto, il governo ha l'obbligo di dirci quali sono i veri numeri e cosa ha fatto scattare questa decisione.